Una buona giornata, buongiorno a tutti, buon sabato, nuova edizione di Focus TG, ben ritrovati. È un sabato ricco di cronaca quello che ci apprestiamo in questa diretta a raccontarvi, perché ci sono aggiornamenti sul fronte della giudiziaria da Treviso. Tra poco inizierà la conferenza stampa in procura del procuratore Marco Martani sul omicidio di Anica Panfili, il delitto del Piave per il quale è andato in carcere l'ex primula rossa della Mala del Brenta Franco Battaglia. E poi saremo tra pochissimo a Vicenza, dove è in corso una movimentata, a quanto pare, protesta dei centri sociali contro la presenza di un padiglione israeliano alla Fiera Oro. Parleremo anche ampiamente di politica. Allora, siamo già collegati e vedo le immagini che arrivano proprio da Vicenza, dove ci sono Luisa Bertini e Andrea Benetti per seguire questa manifestazione, che sarà poi susceduta nel pomeriggio da un altro corteo di protesta della comunità palestinese. Luisa, buongiorno, a te la linea, raccontaci quello che sta succedendo. Vediamo se Luisa mi sente. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Come vedete alle mie spalle la manifestazione dei centri sociali del nord-est indetta dal Bocciodromo di Vicenza. Hanno imboccato la strada di via Arsenale. Adesso si stanno avvicinando al blocco della polizia, una manifestazione indetta per protestare contro la presenza di Israele al padiglione della fiera, manifestazione che è iniziata stamattina. Hanno organizzato una riunione dei centri sociali del nord-est. Diciamo che il percorso che era stato previsto e predisposto prevedeva da parte della questura delle forze dell'ordine e dall'incontro che era stato indetto in prefettura la settimana scorsa un percorso diverso, perché la percorrenza era da via Rossi a via Vaccari a via Alessandr'Agostino per fermarsi in via Baracca. Invece hanno imboccato la strada di via dell'Arsenale. Adesso, come vedete, ci sono una serie di manifesti, Stop Global War, invocano lo stop alla guerra in Palestina. Ecco, le forze dell'ordine sono già schierate dall'altra parte, come vedete, in tenuta antisommossa, e la situazione è ovviamente molto tesa. Un corteo che vede la partecipazione di 300-400 persone. Ecco, adesso si sono fermati, a noi giornalisti ci invitano di spostarci ai lati. Ecco, come sentite, tra i manifestanti dicono di voler protestare, di voler forzare e bloccare il padiglione israeliano alla Fiera dell'Oro. Per il momento hanno aperto la cancellata, ecco, si stanno avvicinando mano a mano al blocco della polizia in tenuta antisommossa. Tutti dietro. Ecco, ci stanno invitando a spostarci. Poi tra l'altro questo è il corteo della mattina, dove è previsto anche un secondo corteo alle 2 di questo pomeriggio, indetto dalle associazioni dei palestinesi, corteo del pomeriggio che vedrà la partecipazione verosimilmente tra le 2000 persone. Ecco, adesso vediamo, noi ci stiamo sempre più avvicinando al corteo, al cordone della polizia. Ci stanno invitando ad avvicinarsi qui ai lati. Ovviamente manifestazione che era già stata anticipata come una manifestazione blindatissima.
ripeto, manifestazione a sostegno della Palestina e per protestare contro la presenza degli espositori di Israele alla Fiera Oro, manifestazione che aveva previsto già delle misure di sicurezza speciali, come comunicato dalla Questura di Vicenza, predisposte a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto. La prima manifestazione è quella che vedete, ha convogliato i centri sociali del nord-est, un corteo organizzato dal centro sociale Bocciodromo, la seconda alle ore 14 organizzata la comunità palestinese con partenza in Viale Roma. Ma diciamo che questa manifestazione, proprio perché avevano già anticipato di voler forzare e quindi di andare a bloccare il padiglione, aveva previsto degli specifici e mirati servizi di sicurezza e vigilanza a tutto il complesso fieristico. Mi senti? Sì. Luisa, io direi che potremmo mandare velocemente l'intervista che tu hai raccolto a Zilio, a Marco Zilio del centro sociale Bocciodromo, e poi tornare da te. Cosa dici? Sì, anche se la situazione si sta facendo calda, perché vedo che si stanno avvicinando sempre allora, di più restiamo da te, Luisa. Restiamo da te, raccontaci quello che succede. Sì, io resterei sulle immagini in diretta, perché ecco, stanno tentando di forzare il blocco delle forze dell'ordine e della polizia. Ecco, si stanno avvicinando, sono tutti, tra l'altro si sono messi anche i caschi, hanno i vari cartelloni, blocchiamo Israele, quindi mi terrei su questo. Tra l'altro, come anticipavo, una manifestazione che era già stata blindata e attenzionata con ecco, si stanno avvicinando. Il corteo sta avanzando, ripeto, saranno 300-400 persone, sempre più vicini alla polizia. La tensione si respira ovviamente. Ecco, stanno iniziando a forzare il blocco. Noi adesso ci avviciniamo verso il fondo del corteo, adesso tentiamo di uscire perché la situazione si sta facendo particolarmente tesa, con le forze dell'ordine che ovviamente stanno reagendo alle provocazioni in tenuta antisommossa. Fumogeni, vediamo i fumogeni. La situazione, ecco, sta degenerando. Ovviamente anche il nostro livello di visibilità è limitato, perché adesso ci stiamo spostando indietro, stanno lanciando i fumogeni e la polizia sta ovviamente reagendo. Noi stiamo indietreggiando adesso ecco, vediamo anche le camionette della polizia. Momenti di tensione. E adesso tornano i cori. Tornano i cori di Palestina libera. Ecco, hanno delle aste, vediamo da qua, stanno tentando ancora di reagire alla polizia che li sta bloccando. Ecco, situazione che sembra lentamente rientrata, stanno facendo indietreggiare ora i manifestanti. Noi ci spostiamo avanti, diciamo, oltrepassiamo il cordone della polizia. Ancora fumogeni.
scontri. Adesso stanno cercando forse di trattare, non riusciamo a vedere l'interno. Ecco, stanno indietreggiando, i manifestanti stanno indietreggiando, la camionetta della polizia con gli idranti. Ecco, gli idranti sono entrati in funzione per disperdere i manifestanti. Ecco, stanno continuando a lanciare i fumogeni, la situazione ovviamente è tesissima. In azione gli idranti della polizia, della camionetta della polizia. Ecco, il corteo sta indietreggiando in questo momento. Scene simili le avevamo viste anche al corteo contro la TAV quest'estate in luglio, quando erano stati azionati gli idranti. Ecco, sta avanzando ancora la camionetta della polizia, il camion della polizia. Vediamo il corteo che arretra. Ovviamente qui c'è tutta la stampa tenuta a debita distanza, noi siamo dietro i poliziotti. Stanno ancora lanciando i fumogeni, ancora sembra che avanzino di nuovo, Adesso proviamo a spostarci. Sì. Allora, una situazione che vediamo davvero tesa. Abbiamo, grazie a voi, visto i momenti più concitati dunque di questo scontro che c'è stato ravvicinato tra polizia e manifestanti. Lo ricordiamo ai nostri telespettatori, siamo in diretta da Vicenza, dove le forze dell'ordine stanno cercando di non far avvicinare evidentemente il corteo dei centri sociali ai padiglioni della fiera, insomma, e soprattutto di non far sì che questa protesta sfoci in disordini, in danneggiamenti. Abbiamo visto entrati in azione gli idranti che con il mezzo che è alle spalle della polizia, le vedete in tenuta antisommossa con i caschi. La protesta è dovuta alla presenza di un padiglione israeliano alla Fiera Oro, e questo pomeriggio, lo dicevi bene tu, ci sarà un'ulteriore manifestazione. Ci sembra in questo momento che ci sia un attimo di tregua, no, Luisa, e che probabilmente i rappresentanti dall'una e dall'altra parte, il funzionario di polizia e i rappresentanti dei centri sociali stiano cercando di non far degenerare la situazione, può essere? Sì, in questo momento io non riesco a raggiungere con lo sguardo quello che sta succedendo, diciamo, al di là della polizia, quindi non so se in corso c'è una trattativa. Comunque sento ancora i cori dei manifestanti dei centri sociali che restano fermi. Per il momento, ecco, la situazione è statica, non vedo facciamo così, avanzare. Se ti va bene, ascoltami, allora chiederei alla regia di tenere la finestra comunque aperta su Vicenza, che nel caso dovesse di nuovo movimentarsi la situazione torniamo da te, con le immagini rimaniamo in diretta, andiamo in doppia finestra a Treviso, dove è in corso la conferenza stampa del procuratore Marco Martani. Regia, è fattibile eventualmente questa possibilità? Spero di sì. Tra poco allora andiamo a sentire quello che sta dicendo il procuratore della Repubblica di Treviso, Marco Martani, dopo l'udienza di convalida questa mattina in carcere dell'arresto di Franco Battaglia per l'omicidio di Anica Panfili, la giovane mamma di origini romene trovata senza vita nel Piave. Allora sentiamo il procuratore cosa sta raccontando, che dettagli sta fornendo. Lo vediamo affiancato
dai rappresentanti dell'Arma che hanno svolto le indagini. A nostro parere anche decisive per raggiungere un livello di gravità indiziaria le risultanze delle telecamere. I carabinieri hanno acquisito, come prassi in questi casi, tutte le riprese delle telecamere di sorveglianza pubbliche dei lettori di targa e anche delle telecamere di sorveglianza di abitazioni private nella zona in cui abitava Battaglia e nella zona in cui è stato rinvenuto il cadavere di Anica. Di particolare interesse si è rivelata la telecamera di un'abitazione che si trova in via Barcador. Via Barcador è vicinissima a via del Fante. Via del Fante è la via che costeggia il canale della Vittoria e dove si trova anche il ponticello, che sarebbe un ottimo punto per gettare il cadavere nelle acque che in quei giorni, causa piogge del canale, che erano molto gonfie e che di lì a 10-20 metri, insomma a non molti metri, avrebbero buttato il cadavere di Anica nel Piave. Allora, in via Barcador la telecamera riprende ben 3 passaggi, tra il primo alle ore 22:08 della sera del 19 e l'ultimo alle 23:32. Ben 3 passaggi di un pick-up Isuzu di trattino Max, che è assolutamente simile al pick-up in uso in quei giorni a Battaglia, che è poi quello con cui Battaglia era andato a prendere Anica alla RSA e l'ha portata a casa sua, quello con cui poi è andato nel primo pomeriggio a casa di suo fratello, portato suo fratello a casa sua e poi riportato suo fratello a Mogliano, perché e questo pick-up è del tutto simile come modello, non c'è nessun particolare dissonante, quindi gli accertamenti del RIS su questo pick-up sono di assoluta compatibilità. Va aggiunto, ai fini della prova dell'identità fra questo pick-up e quello utilizzato da Battaglia, che sul percorso di avvicinamento e di allontanamento dalla telecamera, dal punto in cui si trova la telecamera privata che non ha lettore di targa, si trovano altre telecamere di sorveglianza pubblica, alcune delle quali hanno il lettore di targa. E effettivamente le telecamere con lettore di targa confermano il passaggio, stavolta, del pick-up di Battaglia in orari assolutamente compatibili con l'andata e con il ritorno verso la zona dove c'è la telecamera privata di via Barcadore, dove c'è torniamo su Vicenza, dove purtroppo ci sono ancora fasi concitate di questa manifestazione. Abbiamo visto c'è un poliziotto evidentemente ferito, abbiamo visto prima in doppia finestra, ecco li vedete ancora, ci sono degli scoppi, dei petardi forse che vengono esplosi, non so se riusciamo a sentire l'audio da Vicenza lì sul posto. Ecco, una granaiola di fatto di petardi, di esplosioni, lo vedete, quindi situazione che rimane molto molto tesa a Vicenza, lo ricordiamo, è in corso una manifestazione dei centri sociali, ma poi sappiamo che a Vicenza ci sono altre realtà che in genere si aggregano a queste forme di protesta, siamo nella stessa zona delle proteste dei No-TAV e quindi abbiamo una protesta in corso, lo sappiamo, per la presenza del padiglione israeliano alla mostra a Fiera Oro. Naturalmente i nostri colleghi sul posto, Luisa Bertini e Andrea Benetti, possono avvicinarsi fino a un certo punto. Vediamo che questo contrasto, questi scontri tra polizia e manifestanti continuano, sono stati lanciati, lo vediamo, questi petardi, questi oggetti che continuano a bruciare sull'asfalto bagnato perché poco fa il mezzo che vedete inquadrato della Polizia di Stato ha cercato di disperdere, di far arretrare i manifestanti che vedete là in fondo sparando acqua con gli idranti.
Ecco, e adesso la polizia si è avvicinata nuovamente, da quel che vedo. Non abbiamo in questo momento collegata la nostra Luisa Bertini, sta cercando di capire dalle immagini offuscate anche dai fumi di questi petardi, di questi fumogeni, di questa esplosione, se ci sia, ecco qua, c'è decisamente un contatto tra polizia e manifestanti. Sono venuti al corpo a corpo, evidentemente, come vedete c'è un manifestante che viene portato via di peso dalla polizia in tenuta antisommossa. Tutti i colleghi giornalisti che stanno cercando di dare la cronaca, ecco, vedete purtroppo cariche, purtroppo scontri diretti tra polizia e manifestanti, quello che non si vorrebbe purtroppo vedere in queste occasioni. Non c'è stato modo evidentemente di riuscire a mantenere le distanze tra forze dell'ordine e manifestanti, e adesso si sta procedendo non con le buone ma con quello che si ritiene essere le operazioni necessarie per contenere questa protesta da parte della Polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine, senza dubbio in campo in questo momento. Questa è la situazione su Vicenza. Continuiamo a vedere le immagini di questo scontro diretto purtroppo tra forze dell'ordine e manifestanti. Vediamo se è ibridata la nostra Luisa Bertini per riprendere la linea. Luisa, mi senti? Sì, vi sento, qui ovviamente c'è parecchia confusione, avete visto, siamo arrivati allo scontro diretto tra manifestanti e polizia, scontro diretto, tra l'altro abbiamo visto per terra delle persone, sono state colpite, adesso il corteo è stato fatto rientrare al di là della cancellata, abbiamo sentito lo scoppio, probabilmente erano dei petardi, il continuo lancio dei fumogeni, situazione che è stata molto tesa. Adesso sembra che si facciano rientrare, no, il camion della polizia adesso si sta avvicinando alla cancellata dietro la quale sono i manifestanti dei centri sociali che stanno arretrando. Ci sono stati momenti di fortissima tensione. Noi ovviamente giornalisti siamo stati fatti arretrare dietro la polizia, dietro le forze dell'ordine. Situazione che mano a mano sta rientrando. Continuiamo a vedere i manifestanti al di là della cancellata, dietro la cancellata. Non capiamo in che maniera sta evolvendo la situazione. La camionetta della polizia adesso sta arretrando. Abbiamo visto prima un poliziotto finito a terra, probabilmente colpito da uno dei petardi che sono stati lanciati dai manifestanti dei centri sociali. Scontri diretti ci sono stati, probabilmente colpito, se sono riuscita a vedere correttamente, anche uno dei manifestanti. Al di là della cancellata vediamo ancora fumogeni, poi tra l'altro sopra di noi non ha mai smesso di fermarsi l'elicottero della Guardia di Finanza. Lo ripeto, un corteo, una prima manifestazione, perché poi nel pomeriggio sarà indetta un'altra manifestazione a sostegno della Palestina per protestare contro la presenza di espositori di Israele alla Fiera Oro. Era già stato anticipato che sarebbe stata una giornata ad alta tensione, tanto più che erano già stati predisposti dei servizi specifici, dei servizi mirati per la sicurezza e la vigilanza a tutto il complesso fieristico, quindi per tutta la durata dell'evento anche in orario notturno, quindi sono stati regolati alla Fiera dell'Oro anche il diflusso dei partecipanti, dei varchi presidiati dal personale della vigilanza privata e continuamente monitorati dalle
forze dell'ordine. Il tutto scatenato da una nota diffusa. Sì. Luisa, abbiamo visto anche una persona col casco ma con la fascia tricolore, c'è una rappresentanza dell'amministrazione comunale sul posto? Allora, al momento non mi risulta, nel senso che non mi risulta questa indicazione, quindi non abbiamo visto esponenti istituzionali effettivamente, non siamo riusciti ad identificarli né a intercettarli. Gli scontri comunque sono stati molto accesi e ripeto, i rappresentanti del bocciodromo del centro sociale di Vicenza avevano anticipato di voler arrivare alla fiera per bloccare il padiglione israeliano, in quanto lo considerano, insomma, dalla nota che hanno diffuso, a servizio dell'economia di guerra, quindi in quanto il commercio di pietre preziose andrebbe ad alimentare, secondo loro, gli apparati dell'esercito, quindi avevano già annunciato le loro intenzioni, che sarebbero state appunto quelle di forzare verso il padiglione della Fiera Oro. Quindi il corteo diciamo da via del Bocciodromo ha imboccato via dell'Arsenale, arrivando a questa cancellata che vi abbiamo mostrato fino a questo momento, dove al di là della cancellata erano schierate le forze dell'ordine, la polizia che avete visto, che ha reagito alle provocazioni e alla violenza con dei manifestanti che hanno lanciato fumogeni così come petardi, scontri che si sono fatti accesi. C'è stato uno scontro diretto tra la polizia e i manifestanti. Abbiamo visto un poliziotto a terra, probabilmente colpito da un petardo, e anche uno dei manifestanti colpiti. Ricordo che le persone che hanno partecipato... Che la situazione adesso stia lentamente tranquillizzandosi, hai anche tu questa impressione? Sì, la situazione sta rientrando, ovviamente la polizia sta tornando dove si era schierata precedentemente, proprio per anticipare questa avanzata dei manifestanti. I manifestanti sono tornati dietro la cancellata che prima avevano forzato, quindi sì, la situazione sta decisamente tornando alla normalità. Luisa, allora grazie. Sì, manifestanti che... Sì, grazie a te, grazie per di aver documentato da vicinissimo questi scontri. Naturalmente in qualsiasi caso richiedici la linea, noi terremo comunque un occhio pronto su Vicenza in caso sia necessario. Grazie Luisa per adesso qui a Focus TG. Noi torniamo con la diretta invece alla Procura della Repubblica di Treviso, dove il procuratore Martani sta rispondendo alle domande dei colleghi sul caso Panfile. Sentiamo. L'abitudine che è riscontrata anche da una telefonata di fare uso di cocaina durante incontri con le donne fa pensare che sia scoppiata una lite estemporanea, così, perché qui non ci sono elementi da omicidio premeditato. Il fatto stesso che verosimilmente sia avvenuto nell'abitazione dell'indagato, che sia stato utilizzato proprio un sistema di occultamento palesemente improvvisato, ecco. Non fa pensare a un movente preesistente, un movente importante per l'omicidio, ma fa pensare, anche la natura delle lesioni, a una lite degenerata. Sì, forse legata al denaro. Può essere legata al denaro, può essere, ma adesso questi si possono fare tante ipotesi. Ecco. Voglio ricordare che anche per giurisprudenza della Cassazione, quando ci sono elementi circostanziali, anche indiziari, ma che sono gravi e convergenti nell'indicare la responsabilità di un soggetto per un omicidio, l'eventuale mancato accertamento preciso del movente non è decisivo. Qui comunque non c'è un omicidio premeditato e quindi
c'è un movente preesistente importante. Ecco. Noi pensiamo a una lite degenerata. Ecco. Il fatto stesso che non ci sia fatto uso di armi, eccetera. Voi escludete anche il pretere intenzionale, quindi ecco, per il pretere intenzionale il fatto che ci sia il soffocamento finale, a mio parere fa escludere il pretere intenzionale, perché col pretere intenzionale dobbiamo escludere anche quello che è il cosiddetto dolo eventuale, perché il dolo eventuale è quello di chi compie delle azioni lesive sapendo che da queste potrebbe anche scaturire la morte, ma potrebbe anche non scaturirla, ecco. E quindi accetta il rischio che queste azioni possono portare al decesso. E il dolo eventuale è parificato al dolo di omicidio, perché uno accetta il rischio di uccidere. Nel momento in cui, certo, se la morte fosse sopravvenuta soltanto per i traumatismi alla testa, che non sono stati inferti verosimilmente a mani nude, senza oggetti contundenti, si sarebbe potuto parlare di omicidio preterintenzionale, secondo noi. Il fatto che ci sia stato anche il soffocamento, cioè una pressione violenta sulle vie respiratorie, lo esclude, perché una pressione violenta sulle vie respiratorie rimanda come minimo al dolo eventuale, anche nell'ipotesi in cui sia stata esercitata per impedire alla vittima di urlare, ma se è un'azione che viene protratta per un lasso di tempo importante, non è possibile che chi la compie non si renda conto che può anche uccidere oltre che zittire. Quindi da questo punto di vista noi riteniamo che non ci sia spazio per una derubricazione omicidio preterintenzionale, salvo chiaramente, ma volevo precisare, siamo ancora agli inizi del procedimento e tutto quanto deve essere sottoposto a verifiche da parte del giudice. In primis siamo in attesa anche delle decisioni del GIP sulla convalida o meno. Ecco. Ma ho comunque ritenuto di fare la conferenza stampa per chiarire quali erano stati i motivi che ci hanno indotti a prendere un provvedimento limitativo della libertà come procura e anche per fare chiarezza sulle cause della morte di Annika, dato che si tratta di un fatto grave che ha suscitato allarme e anche sentimenti di pietà notevoli nell'opinione pubblica. Così il procuratore della Repubblica Marco Martani, che sta continuando a rispondere, lo avete sentito stamattina, c'è stata l'udienza di convalida, ha detto Martani, siamo in attesa della decisione del GIP sulla convalida del provvedimento di arresto scattato diversi mesi dopo. Sapete che Battaglia era indagato da diversi mesi, ormai il ritrovamento del cadavere risale a maggio scorso e ora l'ex Mala del Brenta si trova in carcere a oltre 70 anni con l'accusa, lo avete sentito, di un omicidio volontario, evidentemente non preterintenzionale. Questa mattina l'udienza di convalida in carcere, abbiamo visto prima grazie alla regia alcune immagini di avvocati e magistrati che entravano e uscivano da Santabona. Stamattina sempre c'è stata anche l'udienza di convalida, l'interrogatorio di garanzia di Dino Petrov, il giovane che è stato rintracciato a Borgomestre e a Treviso a casa di una zia, è tra gli indagati per la morte a Roma del 14enne ucciso nei giorni scorsi. Sempre il nostro Cristian Arboita ha intercettato insieme ad Alberto Pivetta l'avvocato Fabio Frattini, difensore di Petrov, che ha rilasciato alcune dichiarazioni che vi proponiamo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Eventualmente rilasceremo delle dichiarazioni al pubblico ministero per chiarire la posizione. Come sta? Come l'ha trovato? Vi siete detti? Considerate che lui ha problemi di natura psichiatrica, per cui lui continua ad affermare che non c'entra assolutamente nulla, che era andato lì solo e esclusivamente a prendere un cappuccino e un cornetto al bar, che si è trovato a dividere in una rissa che c'era, in una colluttazione che c'era tra due persone, una che stava seduta con lui e un'altra che aveva aggredito quella persona che stava seduta con lui, di essere tornato a casa e poi di essere stato contattato per andare a chiarire. Era andato solo a chiarire, ma assolutamente non
per fare quello che è successo. Lui è completamente estraneo ai fatti che gli sono Perché allora è contestati. fuggito a Treviso da suo figlio? Ha una paura infinita per quanto riguarda anche eventuali. Paura di ritorsione. Ha paura, ha avuto tanta paura e comunque lui stava rientrando per andare a chiarire la posizione, perché io gli avevo spiegato che se non aveva nulla di cui temere doveva necessariamente recarsi dall'autorità giudiziaria per chiarire la posizione. Quindi lei, il suo assistito, lo ha sentito nei giorni della fuga? Vi siete messi in contatto? No, quando gliel'ha detto? No, io ho detto ai suoi familiari che se lui avesse voluto chiarire la posizione l'avrebbe dovuto fare andando a parlare con l'autorità giudiziaria e costituendosi. Stava rientrando per andare proprio da loro. Quindi non c'era nessuna volontà da parte sua di andare all'estero, lei dice? Assolutamente. Vuole chiarirla. Io mi auguro che sarà chiarita al più presto la sua posizione. Così dunque il difensore di Dino Petrov. Noi adesso andiamo velocemente in pubblicità, torniamo tra poco con altra cronaca. Ritorniamo in diretta con Focus TG, ben ritrovati. Andiamo subito dal nostro Lucio Zanato, siamo alla politica, lo vedo all'esterno del BHR di Quinto di Treviso dove si è svolto il congresso provinciale di Forza Italia. Lucio, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, si è concluso da poco il congresso provinciale che ha rieletto Fabio Chies coordinatore provinciale. Una rielezione diciamo plebiscitaria, quindi senza nessun'altra mozione o comunque nessun altro candidato, ma questo non perché non ci siano state delle mediazioni che sono state lunghe e a volte anche difficoltose nelle scorse settimane. Due cose importanti da far notare: la prima il fatto che non ci fosse il coordinatore regionale Flavio Tosi, impegnato in altri congressi provinciali a Verona, nel Veronese e a Padova, e che ci fosse anche un altro grande assente, ovvero Floriano Zambon, ex sindaco di Conegliano, coneglianese come Fabio Chies e altra anima, se vogliamo, degli azzurri della Marca. L'altra notizia importante è che la vice coordinatrice Cristina Andretta, indicata secondo molti come alternativa a Chies e voluta fortemente proprio dal coordinatore regionale, invece ha fatto un passo di lato, tanto è vero che diciamo così poi sentiremo la dichiarazione in tal senso per quanto riguarda appunto la riconferma da parte del segretario inconfermato. Altra cosa altrettanto importante è la presenza dei segretari provinciali di Fratelli d'Italia e della Lega in un triumvirato che adesso comincerà a ragionare sia per quanto riguarda i candidati alle europee ma soprattutto per quanto riguarda i sindaci. Ricordiamo che la Marca torna alle elezioni in 54 comuni, quindi non pochi, e quindi i tavoli sono tutti aperti. Ma torniamo alla mediazione di Forza Italia all'interno di Forza Italia trevigiana con il passo di lato di Cristina Andretta. Sentiamo la dichiarazione invece del neosegretario in tal senso e poi a te la linea. E cosa dire invece alla vice coordinatrice che pare fosse diciamo così in lizza o comunque stesse ad aspettare per vedere se era un'opportunità? Ma guarda, in questo mese abbiamo lavorato bene assieme, è anche merito suo se siamo arrivati alla lista unitaria. Conto molto sul suo apporto perché destra e sinistra Piave sono due realtà che hanno peculiarità diverse. Uomo-donna, destra e sinistra Piave, penso che sia il miglior connubio possibile. Lucio. Sì, allora questo diciamo così il commento per quanto riguarda il neosegretario. Come ho ripetuto, luce e ombre per questa rielezione. Ha contato molto, tra l'altro è stato ribadito il fatto che Chies, nonostante tutto e tutti, sia tornato ad essere il sindaco di Conegliano. Ricordiamo c'era una forte opposizione da parte di un fronte leghista importante e quindi forte anche di questa prova di forza di tipo politico ha avuto diciamo così gioco facile tutto sommato per questa riconferma. Adesso staremo a vedere sui tavoli appunto delle segreterie i prossimi candidati, soprattutto per quanto riguarda i sindaci in elezione o rielezione. A te Lina.
Grazie Lucio Zanato. Vediamo se la regia ci permette di tornare a Treviso, perché il procuratore Martani sta per rispondere. No, ecco, non ce l'abbiamo. Allora andiamo avanti con la cronaca. Vi mostro questa foto che si riferisce a un incendio che è avvenuto questa mattina intorno alle 8:40 in Viale Brigata Marche a Treviso. Un'auto all'interno di un'area condominiale è andata a fuoco in pochi minuti. La colonna di fumo si è alzata, visibile anche a centinaia di metri di distanza, mettendo in allarme naturalmente tutte le persone che se ne sono accorte. Erano le 8:40, quindi ormai mattina. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale, ancora ignote le cause, non si esclude però un problema connesso ad autocombustione. Si tratta di una Fiat Punto, nessuna persona è rimasta ferita. Non so se appunto alla procura non la vedo ancora. Allora andiamo a Vicenza, dove è stato rintracciato dalla Polizia di Stato un molestatore seriale che si aggirava in Campo Marzo. È stato arrestato e condotto in carcere. Vediamo se il servizio è già disponibile. Qualche istante, eccolo qua. È stato arrestato e portato in carcere un pregiudicato autore di numerosi reati e ripetuti episodi di molestie e violenze sessuali. Sull'uomo, un cittadino ghanese di 23 anni e richiedente asilo, gravava un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati commessi a Treviso. E quanto è apparso subito sul terminale di una pattuglia di agenti della squadra volanti della questura durante un controllo effettuato la notte scorsa in Campo Marzo. L'uomo, pur avendo l'obbligo di dimora in un comune del Trevigiano, un divieto di avvicinamento ad una delle vittime che aveva molestato e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, si era spostato a Vicenza. Aveva violato e disatteso ripetutamente tutte le limitazioni imposte dall'autorità giudiziaria. Prima di finire in cella è stato ritrovato in possesso anche di una tessera sanitaria e di alcune carte di credito rubate. Per questo è stato denunciato anche per ricettazione. Nel Bassanese adesso a Rosà, perché c'è stato un blitz dei carabinieri in un ristorante cinese. Arrivano i carabinieri e trovano 4 lavoratori in nero, per non parlare della sfilza di carenze sotto il profilo della sicurezza. Scatta così la denuncia per il titolare, oltre a una maxi multa e alla chiusura del locale. Il blitz è stato messo a segno dai militari della compagnia di Bassano del Grappa in collaborazione con i carabinieri dell'Ispettorato Lavoro di Vicenza, che si sono recati per un controllo in un ristorante cinese di Rosà. Nel locale sono stati trovati 17 dipendenti, tutti extracomunitari ma regolarmente residenti in Italia. Stavano preparando il menù di pranzo. Di questi 17, 4 sono risultati essere in nero, perciò è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività. Qui è stata aggiunta una multa di 17.000 euro. Un'altra multa di 52.000 euro è arrivata per le carenze legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il titolare, un cittadino di origini cinesi di 30 anni, è stato infine denunciato a piede libero. Solo un paio di giorni fa i militari avevano chiuso anche un laboratorio tessile di Mussolente, nel quale erano stati trovati lavoratori in nero e addirittura irregolarmente presenti in Italia. A Mestre adesso della nostra Ilaria Marchiori, che è con Sandro Ponchio, perché in via Piave, zona famosa purtroppo per la criminalità, ci sono state 5 rapine in 15 giorni. A te Ilaria, buongiorno. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in via Piave a Mestre, dove negli ultimi 15 giorni tra questa zona e dintorni ci sono state ben 5 rapine su cui stanno indagando sia gli agenti della Questura di Venezia sia i carabinieri di Mestre, e che vedono, secondo le testimonianze, lo stesso modus operandi, ovvero delle persone che si muovono in gruppo, a volte è successo anche a volto scoperto, non sono armate e si accontentano anche di un bottino poco consistente, qualche contante o il cellulare. Rimane comunque il fatto che questa situazione, soprattutto in via Piave e dintorni, non migliora nonostante tutti stiano facendo quanto possibile. Qui insieme a noi c'è uno dei cittadini più attivi dei vari comitati che noi abbiamo, con cui noi abbiamo avuto modo di collaborare nel corso degli ultimi anni. Si tratta di Matteo D'Angelo. Benvenuto D'Angelo. Allora, sembra che il problema sia sempre lo stesso nonostante ci siano sforzi da più parti. Sì, il problema è sempre lo stesso, è evidente che è criminalità legata all'uso e all'abuso di sostanze stupefacenti, quindi la risposta dello Stato, che pur vediamo, è insufficiente in che termini? È insufficiente non in termini di impiego di
personale, di mezzi, ma è insufficiente per il punto di vista con cui viene approcciata questa problematica, e cioè sempre il punto di vista della repressione. In realtà anche gli sforzi del Comune volti a ripristinare le attività di riduzione del danno sono comunque insufficienti. La vera sfida deve essere quella di evitare che le persone che sono a rischio marginalità e esclusione sociale effettivamente non cadano nell'esclusione sociale, e quindi si possano prevenire le possibilità che le persone arrivino ad essere esclusi dalla società e a trovarsi ai margini. Quindi per lei il problema è proprio quello sociale? Sì, il problema è assolutamente sociale, non c'è una mappatura di queste problematiche, sono cittadini bene o male che se rifanno sempre le stesse cose, ripetono sempre le stesse azioni, sono cittadini, sono persone conosciute o da fuori o da dentro, ma che in qualche maniera possono essere intercettate. Ecco, tra l'altro ricordiamo che proprio ieri il Viminale ha annunciato un incremento di forze militari destinate al capoluogo lagunare. Ce ne saranno ben 46 in più rispetto allo scorso anno, e che verranno poi suddivise tra terraferma e centro storico. Una parte poi verrà anche impiegata nel presidio delle stazioni, come previsto dall'operazione Stazioni Sicure. Questo a suo avviso potrà essere utile oppure no? Nel momento in cui lei sostiene che si tratti di un problema sociale, potrebbe essere poco utile. Allora, la presenza dei militari con l'operazione Strade Sicure l'ha dimostrato anche in passato, è utile solo alla percezione della cittadinanza di una maggiore sicurezza, ma di fatto i militari devono sempre essere accompagnati da operatori di polizia che sono addestrati per fare ordine pubblico, e quindi in realtà siamo sempre alla fine, arriviamo sempre dopo che il danno si è fatto, bisogna prevenirlo il danno. Ringrazio Matteo D'Angelo, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie a Sandro Ponchio, grazie al vostro ospite. Questa è la situazione in via Piave, dunque quelle che sono le richieste dell'associazione del luogo. Adesso noi andiamo in altopiano perché ad Asiago si sono registrate temperature rigidissime con minime davvero da brividi. L'inverno è a metà del guado, ma ha deciso finalmente, verrebbe da dire, di fare sul serio. Dopo le nevicate dei giorni scorsi in altopiano è arrivato il freddo, quello vero, con temperature molto rigide anche nei fondovalle. Qualche esempio? Ad Asiago la centralina ARPAV ha registrato una minima stanotte di oltre 14 gradi sotto zero, con ampie gelate in tutta la conca centrale come non si vedeva da qualche tempo. Minime glaciali anche a Gallio e nelle altre zone del comprensorio, mentre il comune di Marostica ha ingaggiato fin dal tardo pomeriggio di ieri una dura lotta contro il ghiaccio sulle strade che salgono verso l'altopiano, complici anche alcune sporadiche nevicate a mezza costa. Con le strumentazioni della Dolina Campoluzzo sul Monte Lozze fuori gioco, dopo i 30 gradi sotto zero di inizio anno, è la piana di Marcesina a far segnare i record di stagione. In quella che a ragione è soprannominata la piccola Finlandia, le apparecchiature hanno registrato nelle scorse ore una minima di 24 gradi sotto zero, che è durata parecchie ore. Queste temperature stanno contribuendo al mantenimento della coltre nevosa sui rilievi, dove la stagione sciistica sta facendo prendere un po' d'ossigeno al comparto, tanto per lo sci da discesa quanto per il fondo. E ancora una volta l'altopiano è preso d'assalto da turisti e visitatori. Questa è la situazione dunque. Allora torniamo alla politica perché è collegato il nostro Federico Fusetti, prima ce l'accennava Lucio Zanato, sono in corso i congressi provinciali di Forza Italia e il coordinatore regionale era proprio a Padova, vero Federico? Buongiorno. Buongiorno a te Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, anche se a Padova oggi c'era davvero un concentrato di politica perché nella zona nord di Padova una convention della Lega con la scuola di politica, centinaia di militanti, il segretario regionale Stefani, i sottosegretari Bitonci e Ostellari e altre personalità, sindaci eccetera, e poi a un po' di chilometri di distanza a est invece di Padova il congresso provinciale di Forza Italia che ha confermato per acclamazione il coordinatore uscente Luca Callegaro. Andiamo un po' in ordine, con Francesco Ratai siamo stati prima da una parte e poi dall'altra a raccogliere un po' di voci. Per prima vi facciamo sentire quella di Alberto Stefani, il segretario regionale della Lega, che insomma ricorda come martedì ci sarà la discussione sull'autonomia, questo è il tema diciamo principale, quindi sentiamo la sua voce.
Sì, siamo a 3 giorni dal voto finale, un risultato storico, il voto finale al Senato. Il PD darà battaglia, ma siamo abituati a questo, siamo consapevoli che l'autonomia sarà una grande rivoluzione per il Veneto, ma anche per tutte le regioni che l'hanno chiesta. Tra l'altro, dopo un lavoro di mesi di audizioni e discussione, martedì ci sarà il voto finale al Senato, poi il disegno di legge arriverà alla Camera e finirà il percorso parlamentare alla Camera dei Deputati. Via. Tra poco arriviamo anche a Tosi, Lina, che mi chiedevi, però un tema locale ma nello stesso tempo molto delicato per la Lega, quello della caduta del sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Petenuzzo, ieri sfiduciato da 8 consiglieri comunali, tra cui l'ex sindaco Bobo Miatello, un leghista della prima ora, e appunto la caduta di questo sindaco, che in realtà è anche il coordinatore provinciale di Padova della Lega, quindi ha comunque un significato anche politico. Allora, su questa vicenda, diciamo, di San Giorgio in Bosco sentiamo Stefani. Credo che non sia stato un atto molto intelligente, soprattutto per la comunità di San Giorgio. Mancavano 3 mesi e bastava approvare il bilancio e arrivare alle elezioni, e poi magari ognuno faceva quello che voleva. Credo che Nicola Petenuzzo sia un sindaco preparato, bravo, competente, onesto, e sarà il nostro candidato sindaco a San Giorgio in Bosco. C'è anche un leghista della prima ora come Miatello dall'altra parte. Miatello non mi risulta più leghista da un po' di tempo, anche perché si è staccato dalla maggioranza, e per noi automaticamente questo comporta, insomma, l'autoesclusione dal partito. A pochi chilometri di distanza, come dicevo, invece il congresso provinciale di Forza Italia, con 2 ministre, la ministra Casellati e la ministra Bernini. La ministra Casellati in particolare ha parlato della discussione all'interno di Forza Italia sul limite ai 2 mandati, quindi sul terzo mandato dei governatori. Ci dice anche qual è la linea prevalente nel partito. Sentiamola. L'idea prevalente potrebbe essere quella del limite dei 2, proprio perché 10 anni di governo sono un numero rilevante. Quindi, però noi non mettiamo mai la parola fine ad una discussione interna che può richiedere ulteriori approfondimenti. A Padova anche Flavio Tosi, come dicevi Lina, tanti congressi provinciali, Treviso, Verona, Rovigo. Tosi era a Padova e ha parlato anche lui della questione dei 3 mandati, ha parlato anche del fine vita, una votazione, quella in Consiglio regionale, che da Tosi viene definito come un errore di Luca Zaia. Anche qui centinaia di militanti di Forza Italia presenti, e come dicevo rieletto per acclamazione Luca Callegaro, che era il coordinatore uscente, che ci ha parlato di circa 1500 tessere staccate nel 2023, con un aumento notevole quindi di tesserati per Forza Italia. Sentiamo Tosi e poi ti restituisco la linea. Il punto adesso è strategico, perché il Veneto voterà insieme all'Emilia Romagna, alla Puglia, alla Campania, alla Toscana. In quelle regioni ci sono dei governatori di centrosinistra, mentre in Veneto, una volta che sarà finito il mandato di Luca Zaia, che il candidato sia della Lega, che sia di Forza Italia, che sia di Fratelli d'Italia, sarà un candidato credibile e vincerà comunque, perché comunque il centrodestra vince in Veneto a prescindere, il centrosinistra non tocca palla. Se tu vuoi provare a vincere in Toscana, in Emilia Romagna, in Puglia, in Campania, è meglio non avere a che fare con Bonaccini, con Emiliano, con De Luca, e quindi la questione del terzo mandato va vista strategicamente. È interesse del centrodestra rendere contendibili quelle regioni. Zaia ha fatto un errore, questo suo, quello del fine vita, perché su una materia che non è di competenza regionale, perché sulle leggi quadro è chiaro che la competenza è statale, e ha sbagliato le modalità, perché io sono il coordinatore regionale di Forza Italia da quasi un anno. Io da quasi un anno, ma lo stesso vale anche per altri colleghi, io riunioni di maggioranza per discutere di questo tema, zero, vero? Così dunque il congresso a Padova. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ci ritroviamo subito per i saluti finali.
Di nuovo in diretta, il tempo di aggiornarvi sugli altri fatti di cronaca di questa giornata, di queste ultime ore. Siamo sull'home page del Gazzettino, ringrazio in regia Francesco Cerone e Renato Capoia che stanno seguendo questa diretta per la parte tecnica, per dirvi che nel Padovano il cosiddetto Fleximan colpisce ancora autovelox segato a Carceri con un flessibile, siamo pochi chilometri a sud di Este, clacson che suonano, automobilisti che esultano e sui social, lo sapete, spuntano gruppi di supporto, ma evidentemente c'è anche qualche politico in realtà che sostiene o comunque insomma che diciamo comprende in parte le ragioni di queste azioni, come abbiamo visto nei servizi dei giorni scorsi. Faccio in tempo anche a darvi conto come notizia di un furto in gioielleria che si è verificato nel pieno centro di Rovigo, con l'ingresso sfondato con un furgone, rubati i gioielli esposti. È accaduto alla gioielleria Scopa sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II nel centro di Rovigo. I ladri attorno alle 4 del mattino hanno sfondato la porta d'ingresso con un tirante legato al retro di un furgone Ducato che è stato abbandonato sul posto ancora in moto, per poi scappare a bordo di 2 auto che le attendevano evidentemente per la fuga. I malviventi non sono comunque riusciti a portare via la cassaforte, che è rimasta chiusa all'interno del negozio. Hanno rubato però i gioielli esposti, ma la quantificazione del valore non è ancora stata accertata. Sul caso indaga la squadra mobile. Vediamo in finale se riesco a mostrarvi ancora un'altra cosa. Un attimo di pazienza, velocemente. Eccola qua, la fotografia dell'incendio che si è verificato ieri sera nella canonica di Barbisano. Siamo in comune di Pieve di Soligo, probabilmente il surriscaldamento della canna fumaria ha provocato questo principio di incendio, non ci sono però stati feriti. Il tempo a mia disposizione è terminato, oggi è sabato, chiudiamo prima, grazie a voi per averci seguito, grazie ai colleghi in regia, vi rimando come sempre ai telegiornali di questa sera, arrivederci.